Per la festa della Madonna della Salute lo scorso 21 novembre non era stato possibile, a causa della pandemia in corso, proprio per evitare il rischio di assembramenti, allestire il tradizionale ponte di barche. Ponte che invece torna, per la notte famosissima, la festa più sentita dell'estate veneziana e forse dell'anno, un segno benaugurante anche rispetto alla pandemia. Il ponte di barche ci sarà per collegare la fondamenta delle zattere alla Basilica Palladiana del Santissimo Redentore alla Giudecca, ideata nel 1577 dall'architetto Andrea Palladio. Il ponte verrà aperto al pubblico venerdì sera 16 luglio alle ore 21, preceduto poco prima dal passaggio del sindaco Luigi Brugnaro e del patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che lo attraverseranno per primi, accompagnati dalle autorità cittadine. Il ponte sarà allestito per 3 giorni, fino alla mezzanotte di domenica 18 luglio, per consentire ai veneziani e a quanti lo vorranno di assolvere all'antico rito del pellegrinaggio a piedi fino in Basilica. Domenica sera ci sarà anche il grande pontificare del patriarca Francesco, con al termine la benedizione alla città dalla scalinata della Basilica. L'accesso al ponte votivo sarà comunque contingentato e avverrà nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, senza assembramenti.